E tu proprio hai deciso che non vuoi funzionare più, domani ti troverò un sostituto. Agente Proto. No, gente Brodolo, Cosa esce? non me lo nomina, non me lo nominare. No, lo zii, sai che è stato? Gli attacchi del boss Francescone. Potrebbe L'hanno essere, corrotto. potrebbe Si è essere, riuscito ad insinuare dentro di lui. potrebbe essere. No, lo zii. Allora, Era troppo qui ci forte. siamo. Lui va, io lascio un attimo aperto lui mettendo per quanto è possibile. C'è un attimo questo sistema, già ma Vai, vai. che così controllo il mio volto. Se si muove siamo live, se non si muove non Non siamo siamo live. live. Allora, Gianmarco, vieni qua nel menu. Ci siamo. Nuovo gioco. Nuovo gioco. Impostazioni. Esentato. Sei esentato. Quindi esci. Impostazioni le aggiustate. Siamo fatte qua a 60. Vediamo se va, se no cambiamo qualità. Nuovo gioco. Non ci sono, però tu confermi. Vai. Fare solo il personaggio maschile. La donna nella devono. Allora, nome dell'eroe. Ovviamente è, come dice anche il titolo, Protolus. Allora, Occhi. vai, scegli tu gli occhi e io la pelle, vai, facciamo così. Ecco qua, questi qua. Oppure, aspetta. Ah no, questo è il massimo. No, occhi azzurri. Fammi vedere i colori che ci sono della pelle. Allora, vediamo se c'è qualche altra cosa dietro. Sono 3. Ah, manco, ok, avrei fatto più tendente all'asiatico magari, però vabbè, metti allora caucasico, ecco. Questa? Sì, metti caucasico, va. Continuare. Oi Regen, salve, siamo appena entrati e abbiamo iniziato un pochettino tardi stasera, scusaci. Siamo qui, un siamo po' indaffarati, però c'è Protolus. Ci ha fatto anche mettere i capelli in testa. Vabbè, questo è l'inizio del tuo viaggio come eroe. Sia che tu scelga di crescere con le speranze della città o di tracciare il tuo percorso, il potere è nelle tue mani. Il tuo primo compito, inizia la tua giornata. Usa WASD per spostarti. Allora, salve. Io credo che crasherà la live, ma va bene anche così. Abbiamo abbassato la qualità? No, c'ha qualche piccolo scammetto. No, è proprio lui Sì. col movimento e tutto, va bene. Ciao Reggie. Parlare. Reggi. Buongiorno sole. Ok, lo stile così proprio da fumetto è bello. La mamma mi ha buttato fuori di nuovo, ho pensato che sei rimasto qui. Comunque, sei pronto per iniziare la giornata? Come stai, Regan? Siamo in live, cosa è staccato? No, aspetta, io mi muovo, quindi dovremmo essere ancora in live. Lo zio, però non si muove il microfono. No, è stata la schermata di qua. Ah, ok. Aspetta, ti tranquillizzo. Prova. Ok, perfetto. Questo è quello del Regan, ci senti? Si vede? Salve ai due boss e a Regan. Buonasera, salve a te Pierluigi. Siete in live tranquilli, perfetto, Regan, okay. grazie. Allora, fatti una doccia e inizia bene la giornata. Lui è Protolus. Ah, è vero, lo zio. Lui ci ha fatto dare solo il nome da eroe. Noi gli dobbiamo dare l'alter ego tipo Clark Kent. E magari ce lo farà selezionare dopo. Magari in questo Per il armadio... momento lui sarà no, fatti la doccia. Armando la Via. Fresca. Armando la Fresca, va bene. Sì. Allora, abbiamo una bella casetta. Fatti una doccia. Puzzi, chiudi. Perché hai lavato solo i capelli così. Che non c'ha. Vabbè, igiene mentale più 5%. Che ci sono gli indicatori sopra. Usa il bagno prima di uscire. Sta cagando sotto. Ah, minchia, che rapidità. Andassi pure io così in bagno sarebbe bellissimo. Mister Muscolo? Sì. Prendi un po' di colazione dal frigo. Va bene. Un po' di colazione. Giustamente. Quindi c'è da comprare e riempire il frigorifero. Certo, okay, questo quando esce si fa bene questo gioco, Ok, mangiare però adesso ogni eroe ha bisogno dell'abito giusto. Vai al tuo guardaroba e indossa qualcosa di adatto all'azione. Vestito.
Ma è Batman. Allora, colore del vestito possiamo fare vari colori. Tu sei Capitano America. Diciamo. Sembra più il Superman di James Gunn, in realtà. Così mi ricordi, non so perché, Patriota. Così c'è Interista. Un po'. Questo Sei è Green Goblin. Bravo, sì. questo è Green Goblin. Sì. Questo è Claw degli X-Men. Magneto, cugino di Magneto. E questo è Patriota, lo zio. Questo è Patriota. Scelto. Fatto. Vai. Mantello, Gianmarco, Certo. non lo vuoi un bel mantello? Certo. Guardalo come svolazza. Posso chiedere Patriota? Stiamo eseguendo, infatti, Pierluigi. Fatto. Quindi mantello rosso perché c'ha maniera. C'è qualcosa. No, beh, un po' cafoncelli questi. Allora tu eccolo Perfetto. qua. È lui. Perfetto. È lui. Perfetto. Questo gioco deve solo dare la possibilità di mettere immagini. Ah no, si è aperto il programma. No, ok, cacato in mano. No, Mi ok, tocco c'è qua ancora il addosso. problema là. Ok, no, tutto a posto. Io spero che metta possibilità, sai, prendi un'immagine, mettitela sul mantello e Sarebbe finita, molto Gianmarco. figo. Allora, il mantello Questo ce l'abbiamo. fatto è la La maschera. maschera. Patriota non ce l'ha. Ora, Noi ce questa la è una mettiamo demo, per il questa è una meme. demo perché vogliamo restare nell'anonimato e ce la mettiamo. Eccola. Vai, perfetto. Giusto per mantenere Fatto. l'identità segreta. Siamo pronti? Io ho paura quando andrà fuori e volerà. Va bene. Va bene. Vai alla porta ed esci. Cioè, ne usciamo dalla porta di casa così. Vabbè, un supereroe educato, esce dalla porta di vuoi andare in città? Vabbè, Facci un po' lei. andiamo. Allora, mo crasha. Ogni volta che leggo mantello penso a Watchmen dove un eroe viene ucciso perché il suo mantello si inceppa in una porta scorrevole di una banca. Qui si clipperà malamente. Anche degli incredibili c'è la sarta che fa niente mantello. Allora, il livello di pace bar riflette la sicurezza della città. Come eroe devi garantire che la città rimanga sicura, mantenendo intatto per un mondo più sicuro e migliore. Salta, esegui, dash. Esegui sarebbe corri. Decollo con F, scivola con WASD e volo veloce. Ok. Poi c'è una rapina. Aspetta, io prima della rapina dobbiamo fare una cosa, se no non Vai, ce la facciamo. vai. Già abbiamo capito. Ma perché è tornato a 2560? Non lo so. Allora vai, Proto, vibrati in volo. Eccoci qua ragazzi. Procedi nell'area di lavoro, concentrarsi sul nemico, premi tasto sinistro e ferma il nemico. Oh no! Li autoaggancia, tu li fai fuori e via. Hai giocato a me, Sì, basta solo che gli chiedi i quadrati e si autoaggancia. Fate un po' la Sì. Allora aspetta. Ok, mettiamo così. Vedete se così va bene. Ferma, è rimasto uno? Ottimo lavoro, i criminali sono catturati. In Italia abbiamo menati e sgommati di ciascuno. Allora, andiamo, Protolus, andiamo. In città al momento c'è la pace, esploriamo la città. Così perfetto. Allora, ci sono statue di vari supereroi. Succede niente in città? Scusate. Mamma si è gratta. Oh, che è successo? L'edificio in fiamme. Vai, Protolus. Ok, nell'edificio in fiamme cosa dobbiamo fare? Avvicinati al luogo dell'incendio e premi E. Continua a cliccare finché la barra non si è riempita. Spegnere il fuoco. Cioè hai fatto un cannone di energia fotonico per lui è Protolus. Va bene. Poi c'è questo. Fatto, l'incendio è stato domato.
Sali di livello, ecco qua. Allora. Ah, c'è una sorta di battle pass. Ok. Allora. Io quando di livello. Funziona al contrario, ok. Il nuovo arrivato. Questo però si blocca. Ce ne sono un bel po' comunque, Oh no, è caduto Proto. Grande Capriolo. C'ha la super velocità. Salto di merda. Edificio buggato. Aspetta. Ecco qua. Io sposto le macchine. Vai di qua. Stai sbagliando strada, vai di qua. No, devi andare di qua. No, oggi porta il PC all'ospedale. Oh no. Arriviamo subito. Madonna santissima. Mamma mia quanto gratta. C'è il problema col bilanciamento del bianco con il programma. C'ha tanti problemi. Lascia Tanti reghe. Non ti fare domande. Stavo notando pure io sta cosa dei colori, tanto. Certo. Prego, venghi. Entro un dato tempo? Vabbè. Venghi. Mi aiuti per favore, devo andare in ospedale. Non preoccuparti, ti porterò lì. Grazie, per favore, sbrigati. Si è fusate. Non vogliamo. Porca troia, è morta. Ho fatto un bordello. Vai, Protolus. Ospedale. Credo di aver rotto un palazzo. Ho rotto qualcosa, sì. Partire. Yeah. Ok. Salvato il civile ben fatto. Un'altra giornata e sei fatta per Proto. Bello come si alzano così. Però se gli mettono varie attività e non è sempre la stessa cosa e c'è un po' di interattività, no, qualche super potrebbe uscire un titolo abbastanza divertente. È il Marvel Spider-Man però con Superman. E che gratta male il computer. Del 2000. Allora, io provo ad andare a massima velocità qua. Ok, questo fittizio però. È fittizio fa il buco però resta. resta. Ok, questo è apprezzabile. bello. Questo modificato un po' che mi fa passare in mezzo. Hai salvato lei e ucciso 600 innocenti. Quello è vero. C'è un civile in pericolo. Ci stanno le urla mentre spacca il cavallo. Premi quando sei vicino al relitto, continua a cliccare finché la barra non è piena. Semplice questo quasi. Con qualche quick time event invece di fare sempre col tasto così. Signora, va bene? L'ho comparsa la signora. Salve. Vabbè. Vediamo sempre l'orario. Così fa niente, però se facciamo così le macchine venire un annegamento e di attività diverse se ne ha, però alla fine devi fare sempre la stessa cosa, quello è il problema. E ci fai tu qua? Però porta il civile alla posizione indicata. Ok, la stessa cosa di quella di prima. Per abbattere il civiliano. Premi, Ok. Posto ne uno. Che ci facevate voi qui? Ma posso andare sott'acqua? Certo che no. Che domande faccio? Più o meno ci puoi andare. Signorina Venghi. Signorina Venghi. Prego. Ma siamo su un'isola noi perché non si vede niente. Prego. Poi ne potremmo portare anche due alla volta. Ma ti salva l'ultimo. Vai. Ah, devi per forza fermare il volo, non lo prende. Ok. Scusa.
È il mio primo giorno di volo. E scompare. Vabbè. 100 punti. Ottimo lavoro per ora. Apri la mappa, ma segna la tua casa e vai lì. Ok. Vediamo se succede qualcosa. Questo non lo rompe. Però qui dentro. Allora aspetta, questo è doppio. Facciamo la prova. Questo mo è doppio qua. Sì. Se entriamo da qua. Fatto mezzo bordello e macello, sì. Sì, ok. Funge. Ciò che ci ha detto è andare a casa. Controlla l'avviso di sfratto sul tavolo della cucina. Ma come sfrattate? La Fieto. Aprire. Le informiamo che è stato emesso un ordine dal tribunale per il mancato pagamento dell'affitto. Lei è tenuto a pagare immediatamente l'intero importo dovuto o lasciare l'appartamento entro 3 giorni dalla data di questo avviso. Se non interviene entro questo termine verrà sfrattato dall'immobile senza ulteriore preavviso. L'affitto deve essere pagato immediatamente per evitare ulteriori conseguenze, tra cui potenziali azioni legali o sfratto. Cordiali saluti. Signora e Vittoria. Con un numero di telefono più 62 che spero non sia reato. Ci sta. Reggie, ce l'hai i soldi? Ah sì, è vero che ci sono anche i lavori. Allora, salvare la città è nobile, ma anche gli eroi hanno bisogno di soldi per sopravvivere. Vai al telefono, premi il Q per trovare un lavoro e iniziare a lavorare. Allora ragazzi, che facciamo? Tassista o tassista, perché chef siamo ancora poverelli, non dobbiamo neanche andare al lavoro carica in automatico come un gioco. Appena visto la città, vero? Allora, noi abbiamo l'identità segreta. Quindi ti carica direttamente il minigioco. Ok. Guidare all'indicatore giallo per prendere il passeggero, guida verso area di destinazione in tempo, guidare fino all'indicatore verde per scalare il passeggero. Oddio santissimo. Oddio santissimo, non gira proprio. Ok, devo fare di barra. Va bene. Ma non possiamo fare il taxi in volo? No, che teoricamente dovrebbe essere un'identità segreta. È diventata una brutta copia di Crazy Taxi. Aspetta, diretto. Oh, è pure a tempo. Toglietevi. Ma io non conosco la città. Io come faccio ad arrivare presto là? Andiamo qua dentro. What the hell was that? Are you even watching the road? Stai zitto. Did you just run over something? Mi ha poldato, pensavo era aperto. Did you just run over something? Fuck! Mamma mia. What the hell was that? Well, let's go in. Well, let's go in the one star. Mi è venuto il grande trick, mi è venuto. Oggi 9 secondi. What the hell was Aspetta, 8, devo andare solo qua 7, dentro. Watch out! 40. 5, 4, 3, Pronto? 2, No! Sei un figlio di buona madre. Sei un figlio di buona madre. Però intanto sei arrivato. Vabbè, il prossimo andrà meglio. Ritorna pure indietro. Oddio, Sai come ne segui le strade comunque ad oggi passano Sì, in mezzo, è un casino. Il problema è che non le conosco. Tu segui la strada e basta. Io cerco di arrivarci. Per clippa, bravo Regen, fate clip. Porca la miseria. Vabbè, qua dentro dove siamo andati prima, a sto punto possiamo tagliare. Il problema è che dimentico, è stata una persona sotto. Altre 2. Scusatemi, primo giorno. Se non gli dai la barra
del freno a mano, lui gira proprio modello tronco. Ok. Just Prego? I'll tell you where to stop. Dove dovete andare? Di qua, allora. You call that drive. Oh, watch out! Ragazzi. Qua devo prendere per qua. Oh, ecco qua, questa è andata bene. Prendiamo di qua. Well, that's going in the one. Aspetta, mi alzi le macchine, mi alzi i palazzi, mi alzi i pedoni, un cancellino di merda di piombo, d'adamantio, non lo so. Did you just run? Well, ever heard of brakes? I wonder. That was an experience. Tanto morti in giro, cose. Però voglio provare il lavoro degli hamburger, dai. Vabbè ragazzi, non è detto che uno che fa il supereroe poi col suo alter ego umano di Armando la Fresca non sia una persona cattivissima. Armando la Fresca è cattivo. Va bene. Ma manco a Doom muovevo così tanto le dita. Doom è Doom. Dai. No, pensavo fosse di qua. Grazie. Bella che la macchina non ha energia, quindi. Allora. Vai. Not to be Fuck. dramatic, but this Tu is dove devi bad. andare? So drive, okay? Allora, vediamo se almeno questo ce la facciamo, così ci paghiamo l'affitto. Did you just run over something? Ok, ci ha fatto prendere un bel po' di distanza. Ever heard of brakes? Do you even have a license? No, che non si poteva passare. Well, Aspetta. what the hell was that? Well, that's going in the one star. Tagliamo di qua, tagliamo di qua. What the hell was that? Are you even watching the road? Aggiustare un po' la fisica degli oggetti e delle cose, più che altro. Fuck! Dai. Mi basta che ti butti Just nel take raggio the money, verde, ok. pretend this didn't happen. Ok, fatto. Tornare alla home, premere Q. Lavoro. Quando possiamo fare quest'altro? E si torna a casa. Ok, clienti arrabbiati 1, clienti soddisfatti 2, clienti totali 3, quotidiano 57 goals. Vabbè. Esentato. Che c'è Francesco? Che fai? Esentato. Sentato. Tutto bene Francesco? Va bene, ordina del cibo. Il tuo duro lavoro sta dando i suoi frutti. Ora è il momento di utilizzare saggiamente i tuoi guadagni. Apri il telefono, premi Q per spendere i tuoi soldi. Gargaroz. Va bene, perché no? Migliori il tuo stile con nuovi abiti. Cibo, mantieni le tue energie con un buon pasto. Farmacia, puoi curarti. Va bene. C'ha proprio tutti. Sì, certo. Sì, certo. Sì. Va bene, molto gentili. Controlla i tuoi capi nel guardaroba. Non abbiamo comprato niente. Demo finita, esci, grazie per aver giocato alla demo. C'è un messaggio finito. Vedi, ma che stava a vedere tu? Zozzo birichino sporcello che non sei altro.
Azzozzone. Vabbè, la demo è finita. Questo se viene migliorato. Ma una demo, Ragazzi, c'era solo un Mind Zion, supereroe. mezza unica. Avevo sentito, Francia, che non è andato molto La sto bene. sentendo sta cosa, addirittura ho sentito, ma non mi ricordo chi mi sembra proprio che è il presidente, il creatore, no? C'è un complotto per mettere i voti, ma che complotto? Non è fatta bene, non è fatta bene, per piacere. Allora, datemi un attimo che switcho. Ragazzi, i giorni di casino sono finiti, forse si spera, chi lo sa. Quindi nei prossimi giorni ricominciamo pure un attimo. E dai solo il pad dell'Xbox che io non ho la più pallida idea di dove sia in questo momento. Frozen. L'avevo tolto da mezzo. Talmente bene che non me lo ricordavo. Tieni. Sto vedendo pure i giochi da fare nel prossimo periodo. Perdonate, ma sono un po' stanco oggi. Allora, un attimo che switcho il tutto. Io sto provando Card Trader. Com'è? Principe, ma fai la stessa storia dell'altra volta? Si sta ribellando. No, è vero, ma no, oggi io devo solo andare a dormire, chiudere sta giornata, facciamo finta di niente, non c'è stata sotto un certo punto di vista, arrivederci e tanti saluti. No, niente, non apre perché Perché? la mamma e anche 4 zie molto probabilmente che fanno un altro tipo di lavoro. No, che fix, mi devi solo se c'è il servizio. Andiamo a vedere se c'ho qualcosa da demo da provare. No, questo si aggiunge al carrello. No. No. Gugu Pizza. Questo è quello del piccione, ok. No Such Place, Savara, Dead Estate. Ragazzi, pure avete qualche suggerimento, qualcosa da fare? Stasera andiamo a improvvisazione, il principe ha dato forfait. Vedendo se mi esce a me qualcosa di quello che c'avevo da mezzo. Questo è... Che voti ha? Com'è? Dicono anche che sia piacente e piacioso. C'è pure una media voti abbastanza alta. Francesco, ci sei ancora? Metà chat, oggi. Ci sei ancora, Francesco? No, lo devo ancora pure reinstallare, che devo riformattare il computer, non l'ho manco reinstallato qui. Hotel Barcellona. Hotel, Cerca un attimo, ha detto Hotel Barcellona è quello che è stato presentato in questi giorni, giusto? C'è già la demo? Ma andiamo a vedere, ti volevo lanciare prima una proposta, Francesco. Cerca Paranoia Place. 4,99 €. Si può giocare anche con gli amici. Dice, guarda, è un gioco horror di sopravvivenza cooperativo online per 1 o 3 persone. Da soli o con amici dovete risolvere enigmi, trovare oggetti e fuggire da un assassino demoniaco assetato di sangue. No, va bene, mettiamo del Barcellona. Una volta che questo ragazzo dice di sì ad una mia idea. Hotel Barcellona. L'avevo trovato, perché non lo trova più? Ok, questo è quello tutto straflippato. Ci sta quello là dal creatore di Deadly Premonition. Ok, aspetta, lo metto a scaricare. Vai. E vediamo un attimino.
Mentre Francesco aveva scritto pure: ho ordinato una settantina di carte. Molto bene, Francesco. Quali carte? Immagino sempre queste qua dell'espansione con Final Fantasy, così si Lui finisce vuole la quella. cosa. Lui Credo. vuole quella. Vuole il Cliverto, che purtroppo non è stato sbustato. Purtroppo. Ah no, generiche. Ah, carte random. E di che giochi di carte le hai prese, Francescone? Cosa hai preso? Qualche Drondel? Hai preso forse un po' di Tabront? Qualche Dan. Qualche Zandazan? Dici un poco, Francesco. Allora, qui sta scaricando un attimo soltanto, che so circa 6 giga, non dovrebbe metterci tantissimo. Ok, non c'è niente. Allora, inizia a cambiare già la categoria. C'è una categoria demo e basta. No, se c'è quella là. No, aspetta, questo è il tab. E c'è. Allora. Ok. Magic di Assassin's Creed, Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ah, fatto un bel mixtape, Franzolto. Ok, scaricato. Allora, datemi giusto 2 secondi che lo setto. Appena esce. Allora. Aspetti lei, non si muova. Agganciato? Agganciato. Ok. Allora, fai uscire l'audio da questa fonte. E tu stai... che sennò questo di sicuro parte l'audio a bomba. Ok, fatto. Metti la Allora, chat così. è vero, che ma non c'è il programma, ha deciso di non funzionare più all'improvviso. C'è anche la demo di Baby Steps. Ah, va bene, va bene. Voci inglesi o giapponesi? Boh. Non so. Come lo volete sentire, in inglese o in giapponese? Io lo giocherei nella lingua madre, ma non so se l'hanno fatto uno studio giapponese No, o è che uno lo studio... problema del Barcellona, non ce l'ho... quindi... Fai in inglese, ah? Lasci in Siamo in inglese. inglese? Vai, così per Ok. cambiare un po'. Accettiamo i termini di utilizzo? Sì, 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 sì. sì, 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 sì. Benissimo. Oh, identici, ho visto il video stamattina, proprio di uguali a quelli di Take-Two per quanto riguarda il trattamento dei dati e tutto. Take-Two, se tu giochi un gioco Take-Two, cioè proprio basta che vai sul sito e leggi, diciamo che tu li autorizzi a prendersi tutto il cazzo che vogliono dal computer, i tuoi dati e cose varie. Infatti si sta alzando un attimino un poco di popcorn, lo dice a tua sorella. Ah, e poi c'è un robot binario all'interno dei protagonisti. Se pure in gioco ti rivolgi a lui con lui e non gli dai il pronome, vieni cacciato. Ma dove? Si fa una partita online con qualcuno che lo sceglie, mi sembra. No, che Se ne gioco? parla in chat Borderlands o il 3 o il 4. Ah, ok. Che bella cosa, la libertà di espressione. Allora, video. Io ti tengo così, anzi guarda. Una via di Mamma mia. mezzo. Ok, allora. Non c'è nient'altro. Play. True Bloods. Vabbè, per persone con il sangue speciale. Allora, raggiunta una certa età perdono i poteri. Allora ragazzi, voi vedete, sentite, ditemi, datemi conferma perché abbiamo settato tutto adesso.
Ricordo una vecchissima battuta, quella in cui quando accetta condizioni di uso, sopra quella c'è pure quella che Bill Gates può schiavizzarti ed usata come noi. Tanto che la gente... No, ma di fatto è che sono proprio lunghissime e sta succedendo un po' di casino. That campground's cursed. Got a death curse on it, yes sirree. Stai lontano dal lago. E noi Anche andiamo qui. al lago. Il lago. Oh, ciao. Ragazzi. Ragazzi, non abbiamo iniziato il gioco. Ok, hanno perso pezzi. Sì, li hai smembrati, così. Guarda quanti cazzo di pezzi. Ok, difesina. Perché meno 50? Devi continuare a tenere il sangue alto. Ok, abbiamo 22 denti comunque. Sì. Ok. Quindi trovi stanze che ti danno potenziamento. Ragazzi, ci siamo ancora? Sì, vedo che sta prendendo ancora il tutto. Ok. Seconda porta. No, dai, hai barato. Hai barato. Danger. Madonna mia, ragazzi, sei brutto in culo graficamente. Qua al solito suda, invece fai una cosa carina da guardare. Ma lascia stare il sudone, Francesco. Lui suda come te, No, se ma ci pensi. è pure un pochettino troncol. Beh, questa è ancora una demo, non so se. Sì, ma di ma fatto il gioco aspetto uscito. il gioco compreso. E lui intanto gioca. E io quello devo prendere. Via. Sembra molto standard al momento. Sì, non c'è niente di particolare alla fine. C'è elementi da roguelike, ti potenzi, fai. Alla fine stiamo andando avanti premendo X, cioè davvero. Sì, ma un gioco per cellulare del 2015, sì, potrebbe esserlo. Non capisco onestamente. Faccio vedere almeno free key. A cosa serve la chiave? Ho capito, scusate, non Ma volevo. Sotto la statua. Però voi dovete cadere giù, attenzione. No, però sta cosa non si può vedere che li spingi e non cadono oltre il bordo qua e vanno giù o vanno più lontano. No, dai. Devo dire la verità, un po' mi sta deludendo. Non capisco. Cioè ci sono 80.000 indicatori a schermo. Che il sistema di combattimento prevede pure i 4 lati, non in diagonale. tra l'altro pure a livello di combo non c'è, cioè fai sempre la stessa mossa. Va bene, quindi abbiamo scelto il boss. Oh, attenzione. Questa è l'introduzione del boss. Ok. È già qua, hai capito? Questa è stata cosa mia bellina. Queste cose qua, come sempre, non ci sono problemi. È il resto che è un problema. Sì, ma non mi puoi fare una boss fight così. Ricordati pure lo scudo, lo zico nell'LT.
Mancato. Ok, voglio capire come funziona lo scudo. Non funziona con la presa lo scudo, però li prende e fa touchdown. Ah no, home run. Home run. Sì. E quindi c'hai l'hotel fuori. Sì. Tu poi arrivi nelle zone, fai le missioni, il che il concept è bellino, quindi ci saranno ambientazioni diverse e quant'altro, e fatti tutto fino a quando non fai fuori il super boss. Ma chi è là? Ah, è la tua versione per vedere dove hai sbagliato. Bellino. Confusionario, però bellino. Aia. Zucca. Vieni, vieni Jacob. Mancato. Carica scudo. Ah, ti devi abbassare poi se lo scarichi lo scudo. Oh, ti ho rotto l'armatura. Un cazzo utile. Diventato Super Saiyan, Gianmarco. Non muore. Ok, questa non è un'altra fase. No, dai, avevo parato. Mamma, c'è sei troncol. Madonna mia. Ok, abbiamo altri 2 tentativi. Ok, baby steps. Ah, ok, le tue copie tra... Wow, m'ha shottato. Hai subito il grozzo. C'è l'ultimo tentativo. No. No, fanculo, t'ho schivato. Il problema è che qualunque movimento fa, pure se stai saltando a mezz'aria, non pari. Mo o si sblocca la parata a mezz'aria, o se no... Ah, hai fatto la seconda mossa. Vabbè, Hotel Barcellona, ti concedo un secondo tentativo se e quando uscire completo, così... Mm, mm, mm. Allora, vediamo Baby Steps. Allora. Ok, allora il download, giusto un attimo che si scarica. Particolare, la base ce l'ha, c'ha un bello stile. Il loop di gioco, per quello che piace a me, sarebbe anche bello, però non so, provatela, se avete Steam provatela, ma a me non mi è piaciuto proprio il modo in cui si muove il personaggio. Poi sarò io nabbo e non so giocare. Frega un cazzo. Allora, Baby Steps, avvio del download, vuol dire che poi lo scarichi. Ok, è partito? Non è partito. Guarda che questo una prova gliela faccio con piacere. Perché facciamo, a questo punto facciamo una live un pochettino più particolare, più soft.
finiamo pure un pochino prima, che così io vado a crollare come un facocero tibetano. Domani facciamo tornare tutto alla normalità. Sta scaricando un pochino alla volta. Ecco qua, partito. Minchia, 7 giga e 2, complimenti. Potentissimo. Complimentoni. Allora, mentre lo scarica, io mi cancello gli altri due, abbiamo anche quello di ieri che dobbiamo cancellare. Cancelliamo anche Phase Zero, perché tanto lui verrà automaticamente acquistato al day one. Ecco qua, abbiamo fatto un po' di spazio ed è in download. Allora, ragazzi, mentre scarica, come è andata la vostra giornata? Non ci vorrà tantissimo, già al 10%, però su 7 giga e 2, forse di pura bontà. Fammi disattivare la schermata qua. Tutto bene, Mesker, a proposito, posso chiederti un gioco strano da giocare quando potrai? Spara, Pierluigi, spara. Ragazzi, perdonatemi. A parità dei giga, quello non ci ha messo niente, qua dici 20 minuti, mi sembra un pochino esagerato. Sì, ma tutto a posto, stai bene? Suzerain, dove sei la guida di una nazione per mezzo della guerra fredda. Se non mi sbaglio, ce l'ho pure. Aspetta che controllo. Su. Sono pieno di giochi dell'Humble Bundle, titoli che non ho mai aperto. Per lui, prima che forse lo trovo, c'è nella locandina per caso una scrivania con uno con la mano appoggiata sopra, mettiamola così. O è una delle immagini più conosciute del gioco? Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Io non ti ho mai aperto a te. Ah, ma lui è proprio di quelli fatti a modo, per bene. No, io mi devo mettere un giorno e mi devo vedere tutta la libreria di Steam, quello che c'ho. C'ho titoli proprio che non ho mai lontanamente aperto. Ok, ripartito a folle velocità, 27%. Escape, zombie army. Allora, se è uscito pure qualche altra demo, qualcosa. Io prendo e butto nell'account. Poi passano gli anni e ritrovo titoli all'improvviso. Zombie Graveyard Simulator. Simulatore di cimitero, sì. Olli cremi, però c'è il plot twist, aspetta.
Ah, poi vendi fiori nel frattempo. Ti fai il chioschetto per venire ad onorare i defunti. Ti fai un po' di fattoria. Poi ti compri le difese. Cioè della morte e dell'amore in pratica. E la notte vengono gli zombie. Ah, ok. Va bene, perché no? Ma c'è un simulatore di tutto. Poi quali sono i nuovi popolari? Dune, Berserk or Die, Graveyard l'abbiamo visto, poi The Slayer, Formula 1 25, Elden Ring, Car Dealer Simulator, Wrap House Simulator, Tainted Grail, The Fall of Avalon e GDM, Japanese Drift Master, il gioco quello che giocava Francescone. Ci sono Morbid Metal e Voyagers of Nera interessanti, dice il Regenazzo. No, Morbid Metal, Morbid Metal, Morbid Metal. No, stasera proprio no. Allora. Ma il nano armato di Ascia, in versione 2.0. Allora, tu vai nella lista desideri e facciamo uno. Insomma, vediamo, al limite pure nei prossimi giorni di provarlo. Voyager of Nera. Multiplayer. Ok, un survival cooperativo con una bella ambientazione, però vorrei vedere Movement e Battle System un attimino di che si tratta. Ok, ci sono le rovine sommerse, gli isolotti. Ci sono gli esserini fatati, gli esseroni grossi. Ti fai la barchetta e viaggi con i tuoi amici o c'è il surf o c'hai i poteri e viaggi sull'acqua. Quindi pure combattimenti in acqua. No, sono semplici combattimenti, ma sembrano fatti non male, però, Ok. In accesso anticipato dal 5 agosto. Ok, 99%. E questo lo volevo tanto provare, quindi grazie Regen. E questo se è divertente, non ci ammazziamo, che mo sarà un casino capire come camminare, poi ci penseremo. Non l'avevo messo neanche nella lista desideri. Ok. Allora, datemi giusto 2 secondi che lo aggiungo e vado un attimo a si è chiuso, non so per quale motivo. Non dirmi che non riconosci Meld, perché sennò c'è bordello. No, se riconosci una scheda esterna ti blocchi. Dai, sei serio? Dai, non puoi essere così, dai. Aspetta. Vediamo se riusciamo a fregarlo in un modo. Se non puoi switchare finestra che crasha tutto. Ne facciamo così. Scendiamo qua. Full screen no. Eccolo qua. Ora non so perché non si voglia mettere in maniera diritta e ordinata come tutti quanti gli altri.
Ok, vediamo se lo fotto o lui fotte me. Fottuto. Vediamo se crasha con la chat. Rifottuto. Però mi ha fottuto Twitch a me perché gli devo mettere l'audio. Però non sta crashando più, ok. Allora, baby steps. Baby steps. Eccolo qua. Oi, quello, buona sedi a te. Ciao, quellazzo. Allora, Nate! Nate! Nate, buddy. ditemi Family come si meeting. Let's go. vede, se si sente, se è tutto a posto. Right now. Not right now. Io penso che si è bloccato tutto e che non vedo aggiornarsi l'anteprima. Noi non siamo più in live, non è vero? Ah, benissimo, ok, l'anteprima qua su Twitch che non si aggiorna allora, ok. Ma are you still watching One Piece? Stavo guardando One Piece, bellissimo. E si è ritrovato così, teletrasportato, ok. Allora, Eccoci qua. come funziona? No. Allora, uno. Oh no, e questo è un bordello Gianmarco. Aspetta, allora, andiamo a camminare. Quasi uno, vai un po' avanti. No, neanche così. Ok. Ecco, no, aspetta. No, non cadere, alzati. Alzati in piedi. Allora. Mi manca proprio il passo base, però prima... Il presidente c'è stato, ma non leggiamo chi è. Twitch, perché non ci aggiorni i dati sull'interfaccia? Scusate un momento. Perché Twitch? Non si vede un cazzo. Regan ha rinnovato l'abbonamento. Twitch, avevi fatto emozione a Twitch, non vedeva più niente. Grazie Regan. Grazie mille Regan. Allora, io alzo, vado un po' avanti e vado... Ok. No, dai, piccolo passo per l'uomo. È una collina di merda, pensa a quello che c'è dopo. Allora. No, ma non cadere. Non puoi strisciare almeno la prima parte, no, Vai, sì, senza casini, senza problemi. Hey, Breath. You're okay. You're with Jim? I'm Jim. No, I'm Jim. Yeah, no, you're Jim. Just relax. Nothing to be ashamed of. Everybody falls. Let's get you on your feet. I'm good. What's your name, son? Ma I'm sono i Nate. livelli Nate. dell'altro. Good to meet you. Yeah, it's just, what's this program called? Program? Like, what's the name of the camp or whatever? Oh, it's not a camp. Si è To my aggiustata, parents, dovrebbe essersi aggiustata pure l'anteprima Oh. di Twitch. No, No, si è it's just a bloccata di nuovo. cave. But it's mysterious. Of course, you're full of questions. I got it. But before we get to that, there's just a few things I've got to explain. Oh, Okay. that's okay. Can I go? Go? Like, if I leave, are you gonna stop me? No, Oh, of course not. okay. Then I'm just gonna head out. It's nice to meet you. Ooh. Okay. See ya. All right. Twitch è diventato tutto va bene, va bene. Allora, ragazzi, noi andiamo. Via. Vai. Grande passo felpato. No, non ti sedere col culo a terra. Sì, sta un pochettino confuso, però piano piano. Ecco qua, vedi, piano piano. Però poi se ti muovi un poco c'è del bordello. Allora, andiamo. Volevo provare a correre, ma gli ho fatto fare tantissimo male. Pronto? Vai. Attento all'acqua. Ah! Oh no, si è glitchato il piede. Oh. Eh sì, è un po' drogato. Oh.
Ok. No, però piano. Però stiamo riuscendo ad andare avanti, piano piano. Allora, 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Boom. Vabbè, l'ha spaccata. Allora, alzati. Ok. Anche il gradino ho fatto, senza voler. Ogni tanto perdo il ritmo. Però. Uno deve imparare a camminare. Però. Nope. Non è Death Stranding 2, credo. No. Posso vedere cosa sul Barcellona? Non hai cambiato il Aspetta, è vero. Bravo, quello. Hai fatto una Tra cosa. i problemi che ci ha dato buona. all'inizio. Bravo. Allora. Fino a qua ci siamo arrivati. 1, 2, 3. No, non è durato manco al 2. Manco al 2 è arrivato. Comunque una merda era quello. Veramente No, ma ha deluso. gioco veramente noioso. Concept sarà pure buono, ma così. Ok. Ma dobbiamo salire qua, aspetta. Allora. Facile, mo adesso relativamente parlando. Allora, 1, 2. No! Cazzo, è caduto. Allora. Vieni qua. Non ti accoppiare con la roccia. Vieni qua. Vai. Sì, vinci. Vinci. Oh. Wait up, Nathan. I, Jim, yeah, no, I remember. from the cave. Yeah. Yeah. No, I feel like we got off on the wrong foot. Let's Let's just cut straight to the good stuff. Come with me. that's Won't take a minute. Just No, very non fast. farti Actually, seguire, you have to- aspetta che abbiamo dei you gotta- problemi, amore. It's not a scam. I'm not going to charge you any money. no, I don't. I'm not going to hurt you. No, I'm just trying to get you some shoes. no, Yeah, because of the bare feet. I don't. Yeah, that's how I like it. I just do. Just do feet. Yeah, but is there maybe just toilet? Toilet? Con un I gormito. sorry, I just need to pee. Veramente Yeah, probabile. badly. Just normal. Bad. This is pretty far. I mean, I'm worried about your kidneys. I've got strong kidneys. Yeah, just go behind this bush. I'll wait. It's, I went away. Pea shy. No, Yeah. I, Yeah, no, you don't want me watching. no, you can watch. I guess I'll just catch up to you. Okay. Don't hold it in, Nate. It's not healthy. Yeah, no, Uru. yeah. Ooh, Vabbè. ooh. Uru. Like we say goodbye around here. Yeah. Yeah. Uru. Yeah, like goodbye. Ooh. Cazzo Allora. di discorsi che fa. Via, all'avventura, verso la luce. Allora. Il bordello è che qui è tutto esplorabile. Ma come fai ad esplorare camminando così? Allora, vai. No. Rifletti. Ok. Vai così. Vai. No. Attenzione, attenzione. Oh shit. Aglia. Beh, comunque tutto sommato non sta andando male. E queste mo sono le parti facili, ma conoscendo l'autore del gioco, che è quello di Bend Over It, Getting Over It, questo mo è facile. No, ma il gioco è tutto così. Certo. Fidati che è tranquillo. Devi trovare solo un bagno oggi. Aglia. Allora, un po' il tempo. Con calma e tranquillità, un passo alla volta. Non inciampare. Nini. Cadi pure dall'altro lato, ma vai. Aspetta. Ce la fai. Ho fatto testa e albero così.
Allora, alza il piede, no, così, non così, non così, alza il piede, ecco, sì, vai, buttati di là, ok, ce l'abbiamo fatta, primo ostacolo superato. Allora, 1, 2, 3. C'è una passerella? Eccola. Iniziano le difficoltà. Allora. Sì, al primo tentativo che culo. Il problema era poi tornare indietro. Messaggio era sospeso. Ah, che palle. Aspetta, Regan. Fatto. Ma c'è stato un piccolo rendezvous con l'albero. Però stiamo riuscendo piano piano ad andare. Questa cosa già mi fa molto piacere. Oh no, i miei nemici mortali, i gradini. Allora, dai, ce la fai. Vai così, bello spedito. Non dire parolacce. Passa di qua. Aia. Ma lui è già arrivato laggiù. È potentissimo così. Ho perso la mia clip. Aspetta, no. Ma che cos'è laggiù? È un carosello? Andiamo a vedere il carosello. Andiamo a vedere il carosello. Tipo su carosello. Ok, tanto non muore. Boom. Aglia. Sì, ragazzi, speedrun mondiale. Vai così, vai. Il fatto che sia esplorabile una mappa così grande è bello. E visto che sarà pieno di cosine, sto fatto è un problema. Perché in altri giochi prendi e vai. Qua per arrivarci c'è un cavallo di una giostra, ok. Allora, ragiona. No! In un punto non dovevi cadere. Questo mo ci fa ripartire dall'inizio. Ah. E mo dove cazzo esci? Allora, Nemo dovremmo uscire da qua. Forse. Lui ce la farà. Lui ce la farà. Lui ce la stava facendo. Lui non ce la fa. Oh, what? This hole used to be dry. Oh, no. Nate, did you pee in the No, hole? it's, Did you pee in this hole Tim- and now it's like too muddy and too slippery to get out of and you're stuck? no, it's And you're just, too proud to call for me? Ma non abbiamo What's pisciato qua happened here? Is dentro. that what I'm Those looking are at? Ma tu true. che ci fai in It questa isn't realtà pee. alternativa? Facci It's camminare just wet. sto auto, There's a questo qua. stream. It's obviously not pee. It's just when I said go and pee anywhere, I didn't mean here. This was a nice dry hole. It was a wet hole. It started wet. I Bacallo. didn't pee in it. I still have to pee. Oh, well, I All my guess, pee is still inside me. guess I'm going to have to dig another one. Yeah, in the meantime, What was the looks hole like for? I've got to get you out of here, Nate. Here, take my hand. Just take my hand. Let me pull you out. That's okay. You wouldn't. I've got pee on my hand. Oh, there's a plank right here. Let's just drop in a plank. Okay. Oh, grazie. Grazie. Ecco qua. Oh, Hai fatto un passo di valzer. sì. Il problema ora è risalire qui sopra senza... Ah, in questo gioco Francesco deve andare a fare la pipì.
però non può andare. Non perché trova un bagno. I suoi colleghi calabresi hanno nascosto il bagno. E lui, da Dai. buon siciliano, si impone per poter risolvere la situazione. Penso sia abbastanza riassuntivo. Ok, siamo tornati indietro. Il carosello è più avanti di qua. Dai, Il gioco diventerà uno stress Dai, a un certo sì, punto e io sì. ti spaccherò il PC. no, perché già l'avrò spaccato io nel frattempo. Meglio. Ok, abbiamo ritrovato, non l'abbiamo ritrovato. Me Bravo. contro te. Esatto. Ma ci sono delle giostre proprio. Ehi, no dai, che avevi preso un bel ritmo. Aglia. Vabbè, tu basta che vai dall'altro lato. Niente. Allora ti faccio cadere io, vabbè, ma se cadi da solo c'è un problema. Ok. C'è un parco di divertimenti, vari pezzi di un parco di divertimenti qui, perché? Ok. No. Parti bene. L'ho messo io male proprio. Di qua. Ah, scusami, quello Francesco, quello cattivo. Mi sto innervosendo io che lo guardo, non oso immaginare chi lo gioca. Allora, una volta che prendi il ritmo riesco a camminare un po', però, madonna mia. Vai, fino a qua è fatto. No, qui, non cade di nuovo in acqua. Sì, di qua è bagnato. Noi passiamo di qua. Ecco, si è visto. Grazie mille. Ecco qua. Almeno quando entriamo nel ritmo. Ma tu se devi stare concentrato, madonna mia. Ma com'è che si cammina? Perdonami. Allora Gianmarco, comandi del gioco. Torna indietro. Cadi. Spaccato. Allora Gianmarco, lui è in piedi. Grilletto sinistro, alzi piede sinistro. Grilletto destro, alzi piede destro. Sì. Tu tenendo premuto in avanti, tu alzi il piede, vai avanti e lui fa col piede avanti. Quando lui lo mette a terra, tu lasci il primo, metti il secondo e vai. Ok. E contemporaneamente devi muovere visuale, portare il tempo dei passi e muoverti per andare dove vuoi. Poi ci fai un pochettino la mano. Fa niente, non fa niente. La verità è che lui deve fare pipì, quindi cade perché si sta pisciando addosso. Non so come l'ho recuperato. Grande. Oh, ok, ho fatto una bella sequenza qua. GG. No, questa è stata brutta e hai rischiato anche di morire con la testa. Sì. Anche in questa occasione qua. Andiamo per... Dai, buttaci, sì, tanto non ti fai niente. Allora, io vorrei vedere qui. Non puoi fare pipì in acqua e basta. Ma è la stessa cosa che sto pensando anche io. Va bene, va bene, va bene, va bene. C'è un negozio.
C'è un chioschetto. Crap. C'è un K. K, possiamo fare la pipì nel K al massimo. Fai la pipì del capo. Dai, che hai camminato bene finora. Ma sei proprio seduto ed è caduto. Fammi fare 2 passi pure a me. Aspetti, voglio mettere una zona più Arriva, diritta. bravo, arriva nella zona, si va a Che finire, sennò qua- non sto a fanculo. No, Giamma, tu butti il pad per l'aria. Io sì, sicuro. Mamma. Sì, ma la camminata di Dune, non so se lo avete visto. No, io non l'ho ancora visto. No. Non ho presente. Allora, Jammox. Zona abbastanza diritta. Ci provo. Cioè cerco di capire più che altro. Quindi se io faccio così, cado e basta. Sì, che Ok. con la direzione e peso. Dove cazzo vado? Devo camminare da qualche parte però. Vado di qua. È stata una mossa molto frizzantina. Perché non siete preso? Ma non ho capito. Devi trovare bene il tempismo. In base a dove stai camminando, l'altezza e quant'altro. Allora, io sto facendo quando vedo il piede toccare il suono, cambio il pulsante. Suono? Oh crap! No, devi proprio alternare, Giamma. Oh crap! Ok. Ok. Oh no! Ah, cazzo di botta sulla roccia. Ma c'hai il grilletto Sì, si senso che blocca è- un pochino. Poi sicuro tre. Ah, io ci sono abituato col Sai. tempismo, quindi mi sono autoregolato. Cazzo Saltino, Gianmarco. Aspetta, fammi provare una cosa. Come cazzo? Come cazzo hai fatto a saltare? Scusami. Perdonami. Non lo so. La mossa della gru. Daniel San. Vuoi provare una poco? No, prego, era giusto per capire com'era la sensazione. No, è un fatto molto È particolare, strano, diciamo. sì, effettivamente è un po' strano. Dove sta andando? Dobbiamo andare dove Un sta la gioco che grande se luce. giochi da solo e stai concentrato e entri nella mentalità, ce la fai. Ce la fai. Dato che stiamo pariando, come si suol dire a Napoli, fatto il saltino. Morta ragazza. Fatto il saltino di danza, lo zio. Ragazzi, penso... Non so come l'ho ripreso, non lo so. Ho Non sbloccato cade, non il cade, non comando cade. segreto, ragazzi. Ho fatto il salto. Ho sbloccato una funzione che non esiste nel gioco. C'è qualche compleanno, non sto Forse capendo. Forse sì. No. È come se a volte ti dà l'idea che è come se vai tu più veloce di lui. Oh no! Vai di qua. Rubale. E qua si può anche risalire sopra senza fare tutto il giro. Aspetta, se riesco a fare Vai. la mandracata Vai. qui. Ok, già questa è una buona base. Allora. Mo. Okay. Non. Allora, se ci riusciamo. Sì, risparmiato tutto il giro, Jammox. Alziamo tutti le mani. Sì, porca la miseria. Ragazzi, voglio un trofie in chat per la performance.
sia per un Non omicidio. ho capito se è un compleanno, se c'è l'assassino di Forse Scream c'è qui sotto. Justin Bieber. Non credo. Ti prego, Justin, lo vogliamo vedere. Non hai mai visto questo video così? Allora, ci fu un periodo in cui Justin Bieber era proprio al top. Vabbè, il periodo quando uscì praticamente dopo un po'. Si vociferava che dovesse venire Aia. a fare una tappa a Napoli per un concerto. Però non c'erano delle prove concrete e c'era questo stuono di bambine, bambini, genitori riversati per tutta Napoli, lozzi che lo cercavano seguendo notizie false e fittizie di dove stava in quel momento, fino a che acchiappano a questa ragazzina bellina che, vabbè, lei ci teneva, però la scena è Justin, noi giochiamo, che vieni qua? Ma non c'era, non c'era. Non Va c'era. Esatto, bravo Regan, perché non Napoli, Justin? Va bene. Mamma, povera figlia, ci teneva un sacco. Mamma mia, ragazzi. Non so come sto facendo queste cose. Sì, veramente dai, il botto, lo in questo gioco. dai. 1, 2. Anne, dai. Regan, ma tu quando ci vieni a trovare? Parliamo di cose serie, Regan. Vabbè, quello, il tempo che finisce le scuole dell'obbligo, poi può raggiungerci. No, Regan, pure tu. Tu, Regan, sei proprio un fratello. Cioè, Questo, se sbagli questo, torni tutto giù. Ah, se non mi sbaglio, Regan, era un hotel dove soggiornano anche a volte le squadre di calcio che vengono a giocare a Napoli. Dovrebbe essere no, 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 non farlo, non farlo. Piano, riversati in avanti. Ok. Va bene. Questo va bene. C'è del fuoco. No, questo gradino non mi piace. Allora, aspetta, vediamo se possiamo fare un attimo una cosina. Ma Ok, ma ha poldato, però lo posso poldare anche io a lui, aspetta. verso. Aspetta, ho sbagliato io. Lo fa 1. Mi sto confondendo io. Hai fatto una nuova skill pure tu, lo Fatto la salto super al abilità. muro. Mamma mia, ragazzi. Ok, Quindi- fermo. No, fermo. Guarda che fermo. po'. Mamma, ragazzi, clip. Non cadere. Regan, noi ti aspettiamo. Ti aspettiamo a anni aperti. Hey, is this anybody's Si camp? riversa. Si va Marco Verrini. Oddio. Oh, È un silly McFarlane. Sì. me. Ah, Ma non metterti le cose in bocca che trovi in una realtà alternativa. È sburo. Ecco, appunto. E c'era. No, stavo fosse Oh, sburo. hey! Oh, is there anybody there? Oh, Bro, piscia nel pentolone. Che cosa c'è qua dentro? Di buono? Ok. Ok. No! Wow. No! Però si può continuare a esplorare. Dice c'è altra roba. Ok, sì, ce li facciamo altri 10 minuti Ma- così poi stacchiamo, ma sta continuando, quindi c'è una sorta di mezzo Oh, hey, continuo. another newbie. oh, hey! I'm not new. Oh, You must be newer than me. well, yeah, no, I just got in. I've just been getting suited up for the hike. Grappling hook. Yeah. Oh, I was headed over to the Poison Swamp. Ma- Would you want Ci ha to join? toccato il pisello. poison. No, ci ha dato la cartina. Yeah.
Oh, ci ha fatto vedere la Where are you cartina, non ho going? capito. I just normal swamp. Oh no, do you not have a map? Oh, kind of like a mental map. Oh no. Look at this. Look, this is you know, I got this map. Oh. It's got everything on it. Check it out. See, really good. Oh yeah, that looks all right. I'm sure Jim meant to quella give you ma- a copy. Finita, We should just Ozzy. get him over here. Oh no, that's Yeah, he'll Oh, come if we no. scream. no. No, it's okay. I'm fine, Jim. I'm fine. It's fine. No. Sorry, no, it's just Pisello that we toccato, ha talked about. ragione. Allora non ci ho And, fatto we caso. decided mutually. Ha I shouldn't bloccato have il a map. messaggio, mo vedo di Shouldn't have sbloccarlo it. appena mi Oh dà. yeah, no. We were talking, and Aspetta, he, I don't know. He looked at me and he said, "You look Siamo kind smetti of un like po' an elite d'acqua. climber. Better not give you a map." Oh, you're elite. Okay, Yeah. yeah. Lo I'm sapevo, elite. Regan, che l'avrei My name's notato Mike, by anche the tu, way. cazzo. Oh, I'm Ci ha Nate. toccato il All pisello. right, see you later. Oh, E dammi la woo. mappa però. Ambrogio, c'è un altro fuoco di là. Non è finita la demo. Non è finita. Più bastardo. Che cazzino. Ah, no, invece sì. Non puoi salire là sopra. C'è la barriera demo. Oh shit. Allora sì. Ragioniamo in un altro modo. Aspetta, già Mox, voglio provare a fare una cosa. Però aspetta. credo comunque non... No, credo pure io, però aspetta, ci devo Passo provare. laterale? Allora, aspetta, devo prendere un attimo Ma dove bene la sono montagne misura. innevate? Ragazzi, c'è di tutto in questo incredibile gioco. No, ma c'è pure la mappa. No, c'è questo. Io già lo volevo fare di base per vedere un attimino com'è, ma a sto punto. Tu mettiti in posizione. Mettiti in posizione. Oh shit. Allora, l'avete fatto bene, l'avete fatto bene. Bravissimo. L'hanno fatto bene, però. No, ok, non posso neanche. Vabbè, scusa, a questo punto circumnavighiamo i limiti della demo. Buttati di qua. Resta sempre contro il muro della demo. Vediamo fin dove ci fa spingere. Se c'è altro. Ci sono quelle lattine là sopra. God. Allora, di qua ci fa andare. E lì è da dove siamo venuti. Quindi al massimo noi possiamo vedere di andare giù e oltre dove eravamo arrivati. Vai. Vediamo se ci fa andare più avanti. Boom. Questo è il primo truncol. Siamo tornati qua. Esatto, quello è tipo una barriera democratica, esatto. Allora in Band Over It c'era un punto dove tu, se sbagli a prendere il cordino sbagliato, non è che vai giù e devi rifarti tutta una parte, no. Getting over it. Getting Over It. Ma Forse perché non non mi è voglio Band? ricordare, non lo so. Non Ma lo tipo so. Bendy and the Ink Machine. Quello dovrebbe anche uscire il nuovo di quello lì, Tu comunque sbagliavi, tornavi proprio all'inizio del gioco. Questo è un cazzo di open world praticamente sto gioco. Oh, se perdi un attimo la concentrazione. Allora vai, focus. Vabbè. A partire da adesso. Avevo anche ripreso. Allora, sì. Ho fatto una mossa veramente da ninja. Allora, vediamo se siamo migliorati. Qui è il punto dove prima ci abbiamo messo un bel po'. No? Perdo quella frazione di secondo col cervello per girare l'inquadratura. Praticamente tu però puoi rimanere fermo. Se Muove la devi... chiappetta così. Fuck. Fuck. È stato un fuck così. Abbiamo risparmiato un po' di strada. Non è morto. No, è già in una realtà alternativa. Ma lui o è morto dall'inizio del gioco e in realtà questo se lo sta tutto sognando, quindi alla fine del gioco tu ti svegli morto sul divano. Probabile. Oppure sta realtà non c'è danni fisici e va bene così.
Allora, 1, 2. Mi sono distratto a vedere il cartello là vicino. Bravo, però hai fatto un'ottima sequenza. Regan non è Death Stranding 2, quello esce fra un Tra un poco. tra un po' sarà qui nelle mie mani. Lo prendo. E sto in pace con me stesso. Consegno i pacchi, mi godo la storia, Consegno altri pacchi. consegno altri pacchi, faccio le sparatorie, faccio un po' di bordello. Momento Kojima, tu dici che cazzo sta succedendo? Picchi dei clandestini. Picchi dei banditi, perché penso ci saranno di nuovo i banditi La manga dei clandestini. o i corrieri impazziti che non consegnavano. 9, nemmeno credo sia quello, cioè non è quello. Allora, sono uscite oggi le prime anteprime. Ho intravisto e sentito quella di Every Eye, che è la prima che mi è capitata davanti. Da quello che sembra, l'hanno provato, non si è visto niente di nuovo. Però diciamo hanno detto, sembra a noi, fa piacere. Tanto quello è Day One proprio. Se non è Day One Resident Evil a casa mia, quale titolo può avere il Day One? Scusa. Quello deve esserlo per forza. È Resident Evil 9 tra l'altro, quindi Sudato durante tutto l'evento. con Capcom che ci ha preso per il culo per tutto il tempo. Non ce lo dimentichiamo sta cosa. Però io ti avevo detto che ti dovevi fidare. Capcom solo un errore sta facendo secondo me. Che ha tentato con Resident Evil 3 Remake uscì la modalità quella multiplayer che era simpatica, era divertente, però non è quello il modo in cui le persone vogliono giocare a un Resident Evil. Ci sono quei gran bei pezzi di titoloni del Resident Evil Outbreak, erano proprio Resident Evil ad inquadratura e movimenti classici. Per esempio il primo Resident Evil con più persone giocavi in multiplayer, è stato uno dei primi titoli ad avere il gioco online. Ok. Fai un bel remake di quello fatto a modo e multiplayer, potrebbe essere divertente quello là, però Capcom no. Io di qua devo passare. Il piede ce l'hai già. No. Il problema è che non l'ha messo. Mi ha fatto male il braccio a me per lui. No, non si può salire qua sopra. Ok, ecco qua. No, dai, no, ehi. Ok. Ciro? No, Ciro non c'è. Ciro dove cazzo? Sbagliato. No, Ho sbagliato. Buonanotte, Regen. Ciao Io Regenazzo. passo solo sta montagna, poi... Sata! Sata! Cadi, fai quello che vuoi. Bravo. Molto bravo. E 1, 2, 3, go! Se mi metti la telecamera male. Ok. Io Getting Over It alla fine non l'ho mai completato, però questo abbiamo possibilità di batterlo già, ma quello era veramente difficile. ma questo mo è il capitolo 1 già, no, dico proprio a livello di gioco, che là comunque sì, era solamente a scorrimento, col movimento del mouse, potevi solamente fare, non avevi comunque le possibilità di fare questi movimenti angolati. Là è azzicco martello buono, non hai azzeccato martello bene, tu voli giù. Va bene, tipo quando ci saranno poi parti del genere. Bellissimo, adesso è verde da tastiera, è il pad in questo caso quello.
che non l'hanno reso troppo frustante e difficile già dall'inizio. Poi ci saranno le parti complicate, va bene. Attento qua che se cadi facciamo filotto. Poi questa mo già è una cosa un attimino più... Ok. No. Dopo tu se non mi metti la barriera io continuo ad andare avanti. Hai capito? Allora, possiamo arrivare lì sopra? C'è una cascatina. Sono salita qua. Non cadere. Oh shit! C'era un pixel dove si poteva salire, secondo me là sopra e l'ha preso proprio per fortuna. No, non penso faremo delle ASMR in generale, ma, No, ma poi c'avete gli incubi dopo, vi conviene. è un mitra secondo te che sta scaricando sto ragazzo? Potrebbe essere. Mitra con silenziatore. Qui è da dove siamo partiti. Scusa, non era dall'altra parte, vedi? Io sono andato sempre diritto. Quindi se vai avanti torni indietro. Sì. Siamo qua è da dove siamo partiti. Questo è da dove siamo venuti. Qua è da dove siamo arrivati. Io sono andato sempre diritto. Di qua. Quindi è chiuso in questo modo. Quindi si deve andare solo di là. Quella è la fiamma sacra. Quella è la prima fiamma, quella là. No, là si deve... Allora, dobbiamo vincolare la prima fiamma. Questo quando esce questo gioco? Allora aspetta, abbiamo adesso usciamo. E tanto abbiamo fatto. Molto meglio di quanto pensassi. Sì, questo è simpatico. Questo Meritatium. Allora tu esci. Perché? Ah, ok. C'è un errore su Steam che difatti mi sta un attimino bloccando. Cosa leggi qua? 8 giugno 2025, però questo è per quanto riguarda la demo. Gioco completo esce l'8 settembre. Ah, ok. Ok. 8 settembre. Molto meglio del principe. No. È vero che il principe è una Facciamo la prova dell'altra volta prima di chiudere la live. Vediamo un attimo. Principe, tu adesso parti? Non è partito. Ok, lo stavo per mandare a fare in culo. Se l'è evitato. Quando fa così è una cosa dei server Microsoft. Allora, o è la VPN che mi sta dando problemi. Noi per sicurezza domani la stacco e vediamo un attimino. Rignoffa. Allora, quello, buonanotte. Io vado a crollare che oggi è stata tremenda e c'ho un sonno mostruoso. Ci vediamo domani, ragazzuoli belli. Buonanotte a tutti, Principe ragazzi. estremamente bastardo. Sempre. E pignolo. Gioco di merda.
真面目な話だけどみんなのこと大切だからさ、バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。一緒に作るこの素敵